Non ci sono più proroghe per i genitori i cui figli non sono ancora in regola con le vaccinazioni obbligatorie, perché oggi scadevano le autocertificazioni visto che il termine fissato del 10 marzo coincideva con una domenica. Dunque questa mattina le famiglie avevano la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando il certificato vaccinale o copia della prenotazione all'ULSS per iniziare o completare l'iter. I genitori che non hanno provveduto entro oggi a consegnare quanto previsto dalla normativa da domani, al massimo da mercoledì, andranno incontro alle sanzioni previste. Per i piccoli che frequentano nidi e materne è pronto un provvedimento di sospensione, mentre nel caso di scuola dell'obbligo in arrivo multe fino a 500 euro. Ancora provvisori dati a disposizione visto che i presidi stanno controllando le documentazioni ricevute, ma è già possibile farsi un'idea della situazione. Si sono registrati, ahimè, purtroppo, dei casi in cui alcune famiglie hanno tenuto a casa i bambini. Le famiglie che non intendono procedere con le vaccinazioni, ma peraltro eravamo già stati preavvisati e avvertiti di questo, hanno tenuto a casa i bambini. Siccome è capitato anche l'anno scorso lo stesso fenomeno, crediamo che qualche decina di bambini a livello veneto probabilmente questa settimana frequenteranno poco o per nulla e a partire dalla settimana prossima probabilmente i genitori li terranno a casa perché non intendono proseguire con le vaccinazioni. Stando ai dati della FISM sono all'incirca una trentina i bambini in Veneto che oggi non si sono presentati a scuola, 3 nel veneziano e 4-5 nelle altre province. Gli istituti, soprattutto quelli paritari, daranno ancora un giorno alle famiglie, ma da mercoledì chi non sarà in regola non potrà entrare in classe. I trevigiani sembrano d'accordo sull'obbligatorietà vaccinale. Sono d'accordo del fatto che tutti i bambini devono essere vaccinati. Io ho avuto un'esperienza personale, una figlia che probabilmente è stata rovinata da un vaccino. Ecco, quindi so di cosa parlo, altri 3 figli, tutti e 3 vaccinati lo stesso. Quindi potrebbe anche succedere, ma se è uno su 1 milione, su qualcosa per salvarne 900.000, vale la pena vaccinare. Mi sembra giusto perché il discorso è un obbligo ed è giusto che sia così per tutelare la salute di tutti quanti. Convince meno invece la disparità di sanzioni applicate con l'esclusione da scuola per i bambini che frequentano l'asilo e una multa per quelli di elementari, medie e superiori. Secondo me non è corretto questo, sarebbe opportuno adeguare la legge anche a livello elementare. Non va bene così, devono essere più coerenti, non devono entrare e basta.